E ben ritrovati a tutti ad Euronauti, ben ritrovati ai nostri telespettatori di Telechiaro, ben ritrovati anche agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Anche questa settimana siamo qui in questo nostro piccolo spazio dedicato all'Europa, che vuole essere un viaggio periodico per scoprirne i misteri, i segreti, ma soprattutto le particolarità. Con i suoi 27 Stati membri, tra cui ovviamente l'Italia, ve lo ricorderò sempre fino allo sfinimento, l'Europa è infatti la più vasta area integrata al mondo industrializzato, sia dal punto di vista geografico sia in termini di potenzialità economica. Cominciamo questa puntata parlando di politica agricola, tema molto caro all'Unione Europea. La Commissione Europea, che ve lo ricordo è il governo dell'Unione, ha presentato la strategia post 2013. I principali obiettivi emersi sono la produzione alimentare economicamente redditizia, una gestione sostenibile delle risorse naturali, una forte azione a favore del clima e il mantenimento soprattutto dell'equilibrio territoriale delle diversità delle zone rurali, quest'ultimo aspetto di estrema importanza nelle regioni colpite dalle recenti alluvioni come la nostra regione, il Veneto. Quali strumenti utilizzare per raggiungere questa politica? Si dovrà innanzitutto adattarle ad un mondo cambiato, a un mercato complesso e diverso dai decenni scorsi, quando la politica agricola comunitaria, che spesso è nominata PAC, fu definita. Punto nodale sono i pagamenti diretti agli agricoltori, che saranno d'ora in poi più mirati ed equi in base a criteri sia economici sia ambientali. Esiste anche una forte richiesta di integrare in tutti i programmi i temi dell'ambiente, del cambiamento climatico e dell'innovazione. Si attira l'attenzione anche sull'importanza delle vendite dirette, dei mercati locali, nonché sulle esigenze specifiche dei giovani agricoltori e di coloro che iniziano l'attività agricola. Parliamo adesso di turismo. Perché? Perché entro 10 anni un turista su 2 in Europa sarà asiatico. I numeri parlano chiaro, gli orientali sono destinati a diventare il 47% nel 2020, superando quindi i turisti americani. Come affrontare questa nuova sfida? La cooperazione tra tutte le parti interessate a livello europeo è la formula vincente, con 2 priorità. Destagionalizzare, ossia allungare la stagione turistica, che deve coprire quindi ogni periodo dell'anno e favorire soggiorni lunghi, in particolar modo dei visitatori extraeuropei, facilitando gli spostamenti e le visite in più stati all'interno dell'Unione. Gli strumenti già a portata di mano sono di 2 tipi. Innanzitutto i grandi eventi, come ad esempio l'Expo Universale di Milano 2015, e poi la facilitazione dei visti a scopo turistico per favorire gruppi e comitive organizzate. Le istituzioni a 12 stelle stanno già lavorando molto su tale fronte, che comporta chiaramente implicazioni in materia di sicurezza. Verrà creata un'apposita piattaforma per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate al turismo. Partirà anche un osservatorio virtuale del turismo europeo, che aiuterà quindi ad approfondire la conoscenza socio-economica del settore. E adesso invece andiamo a scoprire assieme la progettualità europea del Veneto, quindi diciamo un'Europa più di casa nostra. Molti non lo sanno infatti, ma la nostra regione, il Veneto, è capofila di un progetto che si chiama OSAIS e che di fatto monitora la situazione degli aiuti di Stato in tutte le istituzioni a 12 stelle. Sentiamo. L'occhiello della progettualità europea è per il Veneto OSAIS, ovvero la costituzione di un osservatorio europeo sugli aiuti di Stato, nato nel 2006 per monitorare la complessità crescente dei flussi finanziari dell'Unione. Un'attività giornaliera portata avanti in tandem da 2 uffici, uno in Veneto, a Padova, e uno a Bruxelles, come ci spiega l'assessore veneto alla cooperazione internazionale Roberto Ciambetti. È un progetto che vede il Veneto come capofila e vede 10 regioni europee, dalle Champagne-Ardenne fino a Lisbona, fino a Larnaca, impegnate a valutare e verificare l'efficacia degli aiuti di Stato, degli aiuti comunitari e regionali nei confronti delle piccole e medie imprese. Quindi quanto i nostri soldi che vengono spesi e dati a queste piccole e medie imprese servono a creare sviluppo, occupazione e economia. Quindi è un progetto che serve a tarare effettivamente come adesso vengono spese le risorse pubbliche e soprattutto per programmare i prossimi programmi comunitari o iniziative anche dal punto di vista regionale, per riuscire a spendere meglio i nostri soldi pubblici. In un momento in cui l'Unione Europea sembra essere l'unica macro istituzione in grado di dare sostegno economico alle singole nazioni, il caso dell'Irlanda ne è un valido esempio in questi giorni, uno strumento come OSAIS, allo stesso tempo una garanzia ma anche un controllo, sta mostrando la sua utilità nei confronti di ogni realtà coinvolta.
Per il Veneto si tratta anche di far convergere maggiori investimenti sul territorio, come ricorda sempre l'assessore Ciambetti. In Europa come Veneto riusciamo sempre a proporre cose innovative, cose interessanti, quindi quando vedono il Veneto presentarsi sono anche ben disposti poi a seguire i nostri progetti. È importantissimo in questo momento avere una risorsa, un portafoglio europeo da riuscire a portare in Veneto nei confronti appunto del nostro sistema economico produttivo. Ci stiamo riuscendo abbastanza bene e speriamo in futuro di farcela ancora meglio. Un Veneto sempre più internazionale che si ritrova a gestire una vera, seppur misurata, politica estera, in cui per esempio sono fondamentali i rapporti e le collaborazioni con i vicini di casa, legati a noi a doppio filo anche grazie al progetto SAIS. Ce lo ricorda in conclusione anche Roberto Ciambetti. I rapporti ad esempio con la Croazia, che è un nuovo prossimo attore nel panorama comunitario, per noi sono importantissimi, da tempo li coltiviamo, poi anche con altre realtà attorno al Veneto, parlo di Carinzia, parlo in questo caso anche della Bassa Austria che è presente in questo programma, parlo comunque di regioni dinamiche come la Catalunya o come le Fiandre, dove ero 2 settimane fa. Sono iniziative, sono contatti, sono poi anche delle possibilità, delle sponde che si utilizzano a livello comunitario per portare appunto a casa risultati per il Veneto. Ed eccoci ritornati in studio. Per terminare parliamo di cultura, perché da qualche giorno tutti gli utenti internet nel mondo possono accedere agli oltre 14 milioni di libri, carte geografiche, fotografie, quadri, film e videoclip digitalizzati provenienti dalle istituzioni culturali di tutta Europa attraverso Europeana, che è la Biblioteca Digitale Europea. Avviato nel 2008 con 2 milioni di opere, il progetto Europeana ha già superato l'obiettivo iniziale previsto per il 2010 di 10 milioni di opere digitalizzate. La biblioteca è consultabile all'indirizzo www.europeana.eu, quindi un indirizzo davvero molto facile. Tutti gli Stati dell'Unione hanno contribuito in questi anni ad accrescere la collezione di file di Europeana. I più generosi sono stati i francesi, che hanno donato il 18% di tutti gli oggetti finora esistenti in Europeana, mentre la Germania ha aumentato quest'anno la propria quota fino al 17%. Tra le opere aggiunte quest'anno, per curiosità, un manoscritto in pergamena bulgaro risalente al 1221, il primo libro in lingua lituana pubblicato nel 1547. I testi digitalizzati sono invece 1.200.000, ma sono presenti anche molti materiali audio e video, anche se al momento rappresentano solo il 2% dell'intera collezione di Europeana. Quindi ricordiamoci di andare a dare un'occhiata a questa biblioteca virtuale. E anche per questa volta è tutto, da me, da Giulia Salmaso è davvero tutto. Vi do appuntamento alla prossima settimana, 2 appuntamenti diversi come al solito. Ai telespettatori di Telechiara sempre giovedì alle 20:30 circa, in replica alle 23:30 circa, invece agli ascoltatori di Blu Radio Veneto ogni lunedì alle 13:35 sulle frequenze chiaramente di Blu Radio Veneto. A me non rimane che salutarvi e ringraziarvi per averci seguito. Aeronauti sulle rotte dell'Unione Europea ritorna la prossima settimana. Arrivederci.